caffè con l'esperto è offerto da Top Salus e Uno Magazine. Ben ritrovati ad Un caffè con l'esperto. Oggi l'esperto è particolarmente curioso, giovane e interessante. Sto parlando di Elia Landolfi. Benvenuto Elia. Grazie Claudio. Elia è un insegnante di parkour, o meglio un parkour coach, come appunto lui ama definirsi, ma non solo insegna il parkour ai giovani, avete presente quei ragazzi che saltellano nelle città, in questi angoli urbani così un po' per noi diversamente giovani, un po' pericolosi? Ebbene, sappiate che il buon Elia insegna parkour ai ragazzi, ai giovani, ai giovanissimi, ma persino ai senior. Ma di questo ne parleremo tra qualche istante. Allora, Elia è nato a Milano il 10 gennaio, segno zodiacale Capricorno. Sì. Dicono che il Capricorno è uno che ama rimanere coi piedi per terra, ma tu, io ho visto un po' di foto, poi le vedete anche voi a casa, cioè per terra ci stai veramente poco. Certo, ma è fondamentale appunto rimanerci consapevolmente, anche nei salti bisogna essere sempre coi piedi per terra, nella testa, perché se esagero e vado oltre quello che sono le mie capacità, rischio appunto di farmi male e di incorrere in infortuni inutili che non fanno parte della nostra disciplina. Allora, lui è uno sportivo, però è uno sportivo con la zucca, in quanto si è laureato in filosofia, addirittura con un anno di anticipo, sfruttando delle tecniche, mi dicevi, di lettura veloce che tu hai imparato in forma autonoma. Esatto. Allora, tu sei insegnante di parkour di terzo livello, che è un po' come la cintura nera del karate in buona sostanza, il livello massimo che si può ottenere. Giusto? In realtà il livello massimo è il 2 come praticante, perché c'è proprio un esame che anche il fondatore ci tiene a mantenerlo quasi come un'iniziazione, infatti per superarlo ognuno ha, oltre alle prove teoriche e di coaching specifiche sull'allenamento, delle prove fisiche da superare, quindi fisiche sia di resistenza proprio fisica generale, sia di parkour di alto livello, per cui chi arriva a fare l'esame che non è preparato a volte rischia anche di farsi male, li abbiamo visti, per cui è bello per quello, quindi lì si garantisce il massimo livello come praticante e poi il massimo livello di coaching, e il terzo livello va più specifico nell'arte dell'insegnamento. Tu hai accennato al fondatore, chi ha inventato il parkour? Ecco, questa è una storia interessante perché il parkour nasce in seguito alle teorie dell'allenamento generale di George Baer. George Baer era uno studioso di scienze motorie che studiava i nativi americani e vedeva che appunto il movimento e a livello atletico questi indigeni, pur non avendo tecniche di allenamento, metodi particolari né coach, erano a livello prestazionale e atletico paragonabili ai nostri atleti di più alto livello. E allora da lì ha elaborato il metodo naturale che è basato sulle 10 discipline naturali dell'uomo, dalla corsa all'arrampicata, all'equilibrio, il lancio, la lotta, eccetera. E ha creato un percorso del combattente a cui sottoporre i soldati francesi, appunto, che poi andavano a combattere in Vietnam. Questo percorso di allenamento era formato da diversi ostacoli che andavano superati, per cui ogni atleta e ogni militare si trovava a allenarsi in un modo completamente diverso, un modo molto più adattivo, più stimolante. Uno di questi soldati era Raymond Bell, che è tornato in Francia e aveva una famiglia, e ha insegnato alla moglie e ai figli, gli ha iniziato a far fare questo percorso. Perché? Perché consapevole di quanto la superiorità fisica sia importante, si rendeva conto che se nel caso di un'aggressione la moglie e i figli soccombevano. Esatto, era rischioso e quindi gli ha insegnato questo per scappare. Per proteggersi, invece di tentare di difendersi, scappa. Quindi la miglior difesa in questo caso è proprio la fuga. Così non c'è proprio l'interazione con l'altro. Ed è bello che questa intuizione sia venuta ad un militare, quindi non abbia pensato di dotare di armi i propri familiari, ma bensì gli ha insegnato a sottrarsi all'aggressione di qualcuno che era più forte e più grande di loro. Bene, grazie Elia, ci fermiamo un istante e torniamo a parlare di parkour. Top Salus. Soluzioni premium per la salute.
Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Rieccoci in onda, ci siamo lasciati poco fa, Elia, parlando appunto di questa cosa curiosa, no? Di questo aneddoto del padre che ha insegnato ai propri figli e anche alla moglie a fuggire utilizzando le tecniche del parkour. Ma serve solo per scappare il parkour? In partenza era quello, poi appunto David, che era il figlio, ha iniziato a allenarsi fuori nelle banlieue francesi con gli amici. E allora hanno iniziato a prenderlo più come una sfida e hanno iniziato a creare appunto quello che è diventata la disciplina. La disciplina, il primo nome era Art du déplacement, quindi l'arte dello spostamento. Quindi la componente artistica implica diverse cose, tra cui primo l'abilità tecnica, quindi un lavoro costante e fine su tutto il controllo, in questo caso del corpo e dell'interazione con l'ambiente, quindi la precisione, la minuzia, eccetera. E in secondo luogo la creatività personale, quindi ognuno deve trovare il suo modo personale di interagire con l'ambiente, quindi diventa un modo per esprimersi col corpo interagendo con l'ambiente. Ma vedendo ad esempio alcune gesta dei tuoi allievi forse o anche dei tuoi colleghi, si muovono quasi, sembra una sorta di danza, sembrano quasi dei ballerini. Infatti una delle mie idee sarebbe nei prossimi anni creare proprio un corso specifico sul parkour a ritmo di musica, che in realtà per ora non c'è la musica, ma ognuno crea la sua musica, l'idea di essere fluidi, ammortizzando il movimento, arrotondandolo anche, perché tra le persone a cui si sono ispirati i fondatori c'era anche Bruce Lee, e Bruce Lee era legato alle tradizioni orientali dello Zen, per esempio, e l'idea dell'essere fluidi, dell'accompagnare il movimento e lo spirito era molto forte in loro, e quindi è appunto quando si arrotonda il movimento non c'è l'impatto, quando non c'è l'impatto non c'è il trauma, se non c'è il trauma possiamo allenarci per sempre senza far danneggiarci, e questo è uno dei pilastri infatti. Senti, ma è adatto a tutti il parkour o ci sono dei limiti? Certo, è proprio questa la cosa più bella, più divertente, più curiosa, e appunto mentre si pensa, appunto, qual è il punto? Che quello che va più mainstream ovviamente è l'aspetto spettacolare, perché ovviamente se un giovane inizia a allenare il corpo, inizia a svilupparlo, inizia a controllarlo e scopre quante cose possiamo fare nell'ambiente, può raggiungere livelli che alle persone normali sembrano rischiosi, pazzeschi o addirittura inconsapevoli, da pazzi. Mentre in realtà sono persone che tendenzialmente nella maggior parte dei casi sanno quello che fanno, sanno benissimo quali sono i loro limiti e non vanno oltre gli stessi. Mentre appunto essendo un'esperienza artistica, il bambino può scoprire le sue possibilità come l'anziano o l'adulto può scoprire le sue. Mentre magari pensiamo invecchiando di non poterci più muovere, scopriamo che in realtà abbiamo una gamma di movimenti possibili sia con il nostro corpo semplicemente, sia all'interno dell'ambiente interagendo, che diventa divertente proprio solo da scoprire. Infatti i corsi per anziani sono quelli che si divertono di più, perché si vedono proprio queste persone che si mettono in discussione. È il motivo per cui io ti ho chiamato, perché ho notato questo parkour senior. Ma senior fino a che età fondamentalmente? Qual è il tuo allievo più anziano? Al momento ne abbiamo poco sopra i 60 anni, però abbiamo avuto delle richieste anche verso gli 80. 80 anni. Qui ovviamente cambia l'approccio, le articolazioni e i muscoli cambiano la loro natura nell'invecchiamento, quindi l'approccio deve essere molto più cauto, anche, soprattutto negli impatti, perché non possono sostenere sollecitazioni troppo intense. Si lavora molto di più sulla consapevolezza, che è una cosa che i giovani magari fanno un po' più fatica, i giovani bisogna farli lavorare come i bambini che hanno bisogno di esplorare. L'adulto e l'anziano invece possono interagire pian piano con l'ambiente scoprendo, cercando, sono più curiosi ma più cauti. Non tutti in realtà, perché ci sono anche quelli che sono un po' pericolosi, perché prendendoci gusto si buttano fin troppo spinti da un po' di spirito agonistico e cercano di fare più di quello che possono fare, quindi rischiando anche di farsi male. Però ovviamente... Quindi diciamo che con i giovani tu cerchi di far crescere l'autostima, insomma, dal punto di vista dell'efficienza fisica e consapevolezza. E la consapevolezza, esatto, e con quelli di una certa età invece gli dai una calmata perché forse si sopravvalutano. Bene, non ci sopravvalutiamo, ma ci fermiamo solo un istante, a tra poco.
Soluzioni premium per la salute. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Mi accennavi nella pre-intervista che abbiamo fatto nei giorni scorsi che ci sono 3 livelli del rischio per chi insegna parkour. Di che si tratta? Il rischio è soprattutto nella pratica, che è il rischio innanzitutto bisogna distinguerlo dal pericolo. Il pericolo è qualcosa di cui non si ha il controllo, per cui se io corro in un campo minato, se prendo una mina esplodo e non ho nessuna possibilità di controllarlo. Il rischio invece, prima di tutto ne sono consapevole, pienamente consapevole, quindi so esattamente cosa potrebbe succedermi in una determinata situazione. Secondo, sono preparato a reagire in caso mi succeda quello. Primo, cerco di non farlo succedere ovviamente. Secondo, se succede, riduco al minimo i danni. Il rischio subentra fuori dalla zona di comfort, che la zona di comfort è quella che anche in pedagogia viene determinata, quella di non apprendimento o apprendimento poco dinamico. Fuori dalla zona di comfort sono nel discomfort, quindi c'è un briciolo di rischio in qualsiasi caso, che sia dal dichiararsi a una ragazza o nel presentarsi a un esame. In questo caso parliamo dei salti e quindi ci sono diversi gradi di rischio. Uno dove ci può essere un danno alto, quindi che può essere una frattura o un impatto grave dove mi rimangono lesioni gravi, ma la probabilità è minima. L'altro livello è quello medio, quindi abbiamo un rischio, una possibilità media che succeda e un danno medio che può essere una storta, che può succedere, però ci sto attento e sapendolo la evito tendenzialmente. E poi quello che invece è un pochino più fastidioso e si sottovaluta è quello con un danno minimo ma una probabilità alta, quindi se devo fare una dive roll, che è il tuffo attraverso 2 sbarrette, per esempio così, e atterrare in capriola attutendo l'impatto, io so che al 90% io almeno il primo tentativo sbatto un ginocchio o il sedere sulla sbarra sopra, oppure metto un po' male alla spalla e mi faccio un lividino, però più di un lividino non mi faccio, e il lividino non ha mai fatto male a nessuno. Senti, siamo proprio in chiusura, però non posso lasciarti andare se non mi dici un paio di commenti fatti dai tuoi allievi che ti hanno particolarmente emozionato. Allora, uno sicuramente è un bambino di 8 anni che ha scritto alla mamma dopo qualche mese che faceva parkour, quasi un anno, ha detto alla mamma, poi la mamma me l'ha scritto, mi ha detto Edo, questo bambino, mi ha detto che da quando ha iniziato a fare parkour si sente più forte ma soprattutto più libero, e appunto la libertà dalle convenzioni, dai dogmi e dai limiti che noi ci autoimponiamo, che la società e l'ideologia tendenzialmente ci impone, è uno dei concetti e dei valori principali che cerchiamo di portare avanti, soprattutto con la nostra disciplina. E secondo invece è stata una signora di più di 50 anni che dopo solo 2 mesi di allenamento mi ha raccontato che si è trovata a inciampare giù per le scale e si è trovata in piedi e si è resa conto che era stato solo grazie appunto all'allenamento che le aveva migliorato i riflessi, oltre a un altro signore invece, che un altro aneddoto divertente, che ci ha raccontato dopo un paio di mesi sempre di allenamento, perché il corso senior è l'ultima novità, e che la moglie gli ha detto che lo vede molto più prestante da quando ha iniziato ad allenarsi. Quindi. Questo interesserà tantissimo al nostro amico Ruvo. Detto questo, grazie a Elia Landolfi per questa carrellata su questo mondo veramente per me personalmente sconosciuto, quello del parkour, e grazie a voi, sperando che appunto la trasmissione sia stata di vostro gradimento. Alla prossima! Un caffè con l'esperto è stato offerto da Top Salus e Uno Magazine.